Abbiamo avuto dei ricoveri, 6 ricoveri, fondamentalmente dei tre sono in terapia intensiva negli ultimi 48 ore, sono 3 cinquantenni non vaccinati. Se c'è una certezza è che un certo muro il vaccino ce lo garantisce. Il contagio c'è e cresce moderatamente, la variante Delta si insinua, ma le conseguenze gravi per chi è immunizzato non ci sono. L'andamento della curva epidemiologica in Veneto sta dimostrando al momento questo tipo di tendenza con la stragrande maggioranza dei positivi asintomatici. Allerta quindi, ma non allarme, che porta lo stesso Zaia a chiedere al governo un nuovo approccio al virus, anche in vista dell'autunno, così da evitare il ritorno a una nuova stagione di restrizioni. A noi interessa l'ospedalizzazione, che è il vero parametro. Cioè come se noi ci preoccupassimo della diffusione dell'influenza e andassimo a cercare tutti quelli che hanno il virus e non hanno sintomi o hanno un raffreddore. Uno ti dice a un certo punto, scusa, siccome lo scenario è oggettivamente cambiato e siamo anche in presenza di vaccinazione che prima non avevamo, probabilmente qualche riflessione va fatta. Nel frattempo la parola d'ordine resta contenimento e quindi tracciamento dei casi sospetti, oltre 25.000 i tamponi che vengono fatti quotidianamente in Veneto, il doppio della media nazionale. Siamo noi, quelli che fanno più tamponi su 100.000 abitanti in Italia. Per darvi un'idea, noi ne facciamo 437 su 100.000 abitanti al giorno, la media nazionale è 2,41. Noi facciamo il doppio della media nazionale sostanzialmente. Screening massiccio che sta contribuendo, come avvenuto già in passato, a scoprire più casi. Anche da qui l'aumento dell'incidenza. Il trend, guardando all'Europa, è segnato. Arriveremo al 70% della variante sui positivi, come è accaduto per l'inglese. Certo, ripete Zaia, rispetto a un anno fa quando i vaccini non c'erano, la situazione è diversa.